È iniziata oggi da Verona la campagna per le primarie di Matteo Renzi, l'appello agli elettori del PDL da parte del sindaco di Firenze. L'obiettivo è di raccogliere anche i voti del centrodestra. Nel giorno di Matteo Renzi spunta anche la candidatura di Laura Puppato, il capogruppo del PD dice sollecitata dal Nord. Buonasera, ben ritrovati all'edizione regionale dei nostri telegiornali che, come avete sentito dai titoli, si apre con la giornata di Matteo Renzi che ha aperto a Verona, quindi dal nord, la sua campagna elettorale per le primarie del Partito Democratico. Una giornata molto intensa che sta continuando anche adesso mentre vi stiamo parlando. Giornata di Matteo Renzi, dicevo, ma nello stesso tempo anche giornata per Laura Puppato, capogruppo del PD in Consiglio regionale, che ha annunciato la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico. Ma sentiamo il racconto di Federico Fusetti. Parte da Verona la campagna elettorale di Matteo Renzi, il sindaco di Firenze che si candida per le primarie del Partito Democratico che designeranno il candidato presidente del Consiglio del centro-sinistra, e parte con grande enfasi. Un evento mediatico gestito nei dettagli con oltre 100 giornalisti da tutta Italia, la forte curiosità della gente, in 2000 ad ascoltarlo nella sala della Gran Guardia, e i contenuti dell'intervento durato quasi un'ora e mezzo tra futuro, Europa, crisi, critiche alla sinistra e l'occhiolino strizzato al centrodestra. Cari amici che l'altra volta avete votato Berlusconi, noi non abbiamo paura di venire a spararvi dalle vostre delusioni, non abbiamo paura di venire a prendervi. Renzi non usa la parola rottamare, ma fa capire che il partito gli aveva chiesto di aspettare a mettersi in gioco, seguendo logiche giudicate antiquate. Aspettate, Matteo hai 37 anni, arriverà il tuo turno, statene rannicchiato, acquattato, dietro il peso, il valore e la leadership di qualche dirigente importante. Poi al momento opportuno si faranno da parte. Il suo principale avversario alle primarie è il segretario Bersani, sempre trattato con rispetto, senza cadute di stile, e la promessa di sostegno in caso di sconfitta. E dopo, se si perde, si fa quello che fanno le persone serie. Se si perde non ci si inventa l'ennesima formazioncina politica di serie Z. Se si perde si dà la mano a chi ha vinto, perché la sconfitta fa parte del gioco. Infine l'Europa, che va colta come opportunità, non come minaccia. Per farla però c'è bisogno di 3 cose: Europa, futuro, merito. Ma c'è bisogno di partire da un impegno formale, ufficiale. Renzi è arrivato in camper, usato poi per proseguire il viaggio in Veneto, a Belluno e a Padova, un mezzo di trasporto simbolico. Prima di andarsene però un incontro con la stampa per parlare anche di eventuali consensi tra i leghisti. L'apertura all'elettorato leghista si fa sulle nostre proposte, non che si fa... cioè non ci metteremo a dire Roma ladrona per prendere il voto dei leghisti, se questa era la domanda. Quindi. Giunge anche la notizia della candidatura di Laura Puppato, capogruppo del PD in regione. Renzi, che ha al suo fianco il sindaco di Vicenza Variati, esclude che sia un'idea dei dirigenti del partito che lui vuole rottamare per togliergli voti a nord-est. Non credo che Laura Puppato si candidi contro di me o contro Bersani. In bocca al lupo a Laura per la sua candidatura. Io ho sempre dato per scontato che uno tra Laura o Pippo si candidasse, quindi francamente sono tutt'altro che sorpreso. Saltato per questioni di orari l'incontro con il sindaco di Verona Tosi, con il quale c'è simpatia reciproca, il camper di Renzi riparte. La sua campagna elettorale, tra benzina e pranzi al sacco, costerà circa 250.000 euro. Questo dunque è il servizio relativo a Matteo Renzi, alla giornata veronese di Matteo Renzi. Ma come dicevo in apertura è stata anche la giornata dell'ufficializzazione della candidatura di Laura Puppato. Allora sentiamo perché si è candidata. La motivazione della mia candidatura, anzi del mio mettersi al servizio di questa ipotesi di candidatura per le primarie del Partito Democratico, nasce dalle tante richieste che mi sono pervenute di riuscire ad avere una candidatura di questo territorio, che ne incarni i valori, che ne incarni le necessità e che ne incarni anche e sappia dare risposta alle problematiche che esistono. Quindi sono a disposizione e cercherò di produrre un programma politico completo, complesso, che tenga in considerazione tutti gli elementi e soprattutto che porti a soluzione i problemi irrisolti e anzi aggravati di lavoro e di sociale e di ambiente in un'Italia che è davvero in grave difficoltà.
Questa dunque è la posizione di Laura Puppato, ma torniamo a Matteo Renzi per sentire quali sono le reazioni alla candidatura di Renzi tra vecchi e nuovi politici. Politici, curiosi, cittadini e anche elettori del centrodestra, tutti a Verona per ascoltare il giovane sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che ha aperto oggi nella città scaligera la campagna elettorale per le primarie del Partito Democratico. A differenza di Padova, qui nessuna polemica, l'ospite ha programmato con largo anticipo la sua presenza. Anzi, siamo a disposizione, io sono il segretario provinciale, come vede scelgo Bersani, ma abbiamo fatto di tutto perché questo evento si facesse a Verona e venisse fatto nel modo migliore, perché crediamo che in questa sfida possano emergere degli elementi positivi per il Partito Democratico e per l'Italia. Tra i sostenitori anche un ex sindaco di Verona, eletto nel 2002 tra le fila dell'Ulivo, e il primo cittadino di Torri di Quartesolo tra i primi firmatari del comitato locale. Questo suo risvegliare la passione per la politica, tra l'altro lo si fa con la concretezza, lui vuole dare idee concrete, provvedimenti concreti e questo è il motivo per cui lo appoggio. Noi siamo partiti con il comitato per Vicenza qualche giorno fa e eravamo in 4 all'inizio, siamo già più di 50. Si sente nella gente l'adesione a questa proposta. Tra la gente invece i commenti sono i più vari. Un po' per curiosità, che sia simpatico come persona sì, ecco, ma più curiosità. Politicamente le pare valido? Un po' distante sono dalla politica di Renzi. Però andrà a sentirlo adesso? Sì, certo. No, a sentirlo oggi no, però mi piace seguirlo, ecco, perché effettivamente è qualcosa di nuovo. Turista? No, turista veronese. No, ho visto cosa c'è. Sapeva che c'era? No, ho visto che c'è questa confusione, dico andiamo a vedere cosa c'è. Non si ferma ad ascoltarlo? Non mi interessa la politica, mi fa schifo. Il sindaco di Vicenza è tra i più autorevoli sostenitori di Renzi, compresa la rottamazione dei dirigenti più datati. Per quanto riguarda le rotture non mi pare che sia Matteo che le sta ipotizzando. Una primaria è una primaria che serve a confrontarsi, poi chi vince la primaria avrà tutti insieme, no? Se invece la vecchia classe dirigente dice ah ma se vince lui io me ne vado, vabbè, lo lascio agli elettori il giudizio. Nonostante tutti gli sforzi mediatici dello staff di Renzi, però c'è ancora del lavoro da fare. Non so neanche chi è. Are you here for Matteo Renzi? Già. Political man. Vabbè, e comunque